Devo dire che cause pandemiche il lavoro è stato enorme ed è anche in notevole ritardo, ci abbiamo messo 2 anni purtroppo per arrivare alla conclusione di un iter difficile che però oggi con soddisfazione lo annunciamo a tutti e abbiamo finalmente questa iscrizione all'Albo Nazionale dei Distretti del Cibo presso il Ministero delle Politiche Agricole. Questo è importantissimo soprattutto per le aziende aderenti perché hanno una certezza che potranno partecipare ai prossimi bandi che farà il Ministero attraverso appunto un accordo di rete con il distretto riconosciuto. Ma questa grande novità sarà comunque comunicata al più presto in un'assemblea generale dei soci perché i soci si preparino adeguatamente a questa possibilità di partecipare ai bandi che non è cosa semplice e quindi le aziende devono saperlo per tempo per strutturarsi, per progettare, per ideare. Questo è essenziale. Poi le attività di distretto si stanno anche qua concretizzando, non solo con il sito eccetera, ma abbiamo pronta finalmente questa cassetta con il marchio del distretto per così consegnare a chi li vuole i prodotti tipici del territorio. È un mezzo di comunicazione anche, oltre che di valorizzazione dei nostri prodotti. E anche qua contiamo naturalmente sulla collaborazione di tutti, dalle associazioni che fino adesso ci hanno sempre sostenuto e tutti i soci che credo che approfitteranno di questa grande opportunità. Il distretto del cibo della marca trevigiana non è un distretto di prodotto, ma è una progettualità integrata, territoriale, che interessa l'intera provincia di Treviso, quindi 94 comuni e un paniere ricchissimo, il più ricco tra le province d'Italia, ben 14 prodotti a riconoscimento europeo, 57 prodotti iscritti nell'albo dei prodotti tipici e tradizionali e 12 piccole produzioni locali che fanno di Treviso la prima provincia in Italia nella DOP Economy. Ecco, fra le iniziative importanti, ora che c'è il pieno riconoscimento, ecco, certamente per le aziende il distretto avrà la possibilità di presentare sul prossimo bando, che dovrebbe uscire in primavera, un piano di investimenti fino a 50 milioni di euro. Ricordiamo che nel fondo complementare al PNRR ci sono 1,2 miliardi di fondi per i contratti di filiera e per i distretti del cibo. Poi altre iniziative importanti sono un accordo che vorremmo fare con l'Ascom e con la ristorazione locale per l'uso dei prodotti del distretto nella nostra ristorazione. Un accordo anche con le scuole alberghiere del turismo, perché i giovani di oggi, che domani saranno quelli che apriranno ristoranti o che faranno attività di accoglienza turistica, devono saper conoscere e valorizzare i nostri prodotti. Con le scuole ci piacerebbe anche istituire una sorta di day, di giorno speciale dove celebrare il ricco paniere dei prodotti del distretto, quindi è una così delle idee alle quali stiamo lavorando. Poi, ed è previsto anche nello statuto, puntiamo a definire un codice etico con impegni di responsabilità sociale d'impresa e di sostenibilità che le aziende appunto aderenti dovranno poi adottare. Quindi il distretto punta ad alzare l'asticella. Accanto a questo, attualmente abbiamo 178 soci, tra i quali una trentina di amministrazioni comunali, degli operatori di sistema e circa 120 aziende agricole e agroalimentari che poi sono, diciamo, i diretti beneficiari. Ecco, crediamo anche sulla valenza che può avere di questo marchio del distretto come un vero marchio d'area dove anche i comuni possono promuovere in maniera congiunta le bellezze turistiche del territorio con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Consideriamo anche che mentre fino a una decina di anni fa il turismo del tempo libero era un turismo culturale legato ai grandi eventi, alle grandi mostre di Goldin, oggi il turismo del tempo libero ha sostanzialmente 3 temi, 3 motivazioni. La prima è proprio l'enogastronomia, la seconda è
e-bike, bicicletta, camminare, quindi sport. Il terzo è così, cultura e visita del territorio. Ecco, quindi alla luce anche del riconoscimento UNESCO, il tema dell'enogastronomia è veramente un tema di fondamentale importanza per così dare un'offerta allettante per i turisti e anche per fare economia locale, perché poi la spesa media del turista che ha questa motivazione è particolarmente elevata e quindi lascia anche una ricaduta positiva sul territorio.